Buongiorno a tutti, grazie di essere intervenuti in questo momento che trovo particolarmente significativo. La giornata è splendida per tanti motivi. Annuncio intanto che dopo tantissimo tempo, con questa mattina, il numero di vittoriesi positivi alla malattia è sceso a 0. Quindi colgo l'occasione comunque per ricordare ai più pigri, ai più accidiosi che bisogna vaccinarsi. Cerchiamo di andare avanti con i numeri delle vaccinazioni e prepararci così a un autunno che può darsi che ci porti ancora qualche positività in città. Positività nel senso negativo del termine. Ecco, l'importanza del momento deriva dal fatto che era un impegno che noi ci eravamo presi con la città, quello di concentrarci un pochettino anche sui nostri sentieri, non che manchino in città, ma fin dall'inizio ci era stato fatto notare che questi sentieri erano poco fruibili, nel senso che o abbandonati o poco conoscibili da parte di chi non vittoriese fosse venuto a trovarci, e quindi è un impegno che ci eravamo presi e con oggi cominciamo a iniziare questa elencazione, questa disponibilità di sentieri meglio conosciuti, meglio manutentati, meglio pubblicizzati, meglio pubblicizzabili e pubblicizzati. Il lavoro è stato coordinato dal mio vice sindaco, che bravamente è riuscito a interloquire con tanti bravi volontari, e la prima cosa che faccio è proprio quello di ringraziare loro, la scuola di Maratona che ha aperto il ghiaccio, il nostro potente rompighiaccio della scuola di Maratona, la quale si è impegnata sia a individuare quello che era il principale dei sentieri da dove cominciare appunto questo percorso, che è quello della nostra amata Santa Bambina, che è questo qua che tutti noi conosciamo e che oggi andiamo a inaugurare. Quindi si è trattato di individuarlo, di impegnarsi nell'individuare tutto un percorso manutentivo e di indicazioni, perché anche il semplice uso di tabellazione deve seguire particolari norme che bisogna approfondire e seguire per poterlo fare legalmente, e poi la sua pubblicizzazione attraverso le pagine web, in modo da renderlo veramente disponibile a chi viene a trovarci. Aggiungo che, voglio fare un'aggiunta mia personale, che come amministrazione abbiamo cominciato un certo percorso per poterlo anche recuperare nella prima tratta qua, che è abbastanza ammalorata, no? Fino a raggiungere appunto quasi il santuario, e sarà una cosa che stiamo portando avanti, ci vorrà un po' di tempo, ma contiamo di arrivarci. Io vorrei ringraziare però anche la parrocchia di Costa, che si è impegnata, parimenti alla scuola di Maratona, per ampliare la gamma dei sentieri disponibili. Infatti è quasi pronto uno che va alla grotta del Cagliaron. Poi ricordiamo anche che sempre il mio vice sindaco ha seguito l'individuazione e l'allestimento del percorso che unisce Valdobbiadene a Vittorio Veneto, che parte da Valdobbiadene e arriva a Vittorio Veneto, che è un percorso UNESCO di più di 50 km, che si strutturerà anche con punzonature, quello che è tipico dei lunghi percorsi a piedi. Ulteriore chicca di questi giorni è siamo alle battute finali per un altro percorso ancora più impegnativo, che è il cammino di Sant'Antonio. Sant'Antonio ha un suo cammino che parte da Milazzo in Sicilia e arriva alla Basilica a Padova, e poi ha un tratto nord che va da Gemona e attraverso il Friuli, entra a Cordignano in provincia di Treviso, passa per Sarmeno, arriva a Vittorio Veneto, e da Vittorio Veneto si dirama in una tratta che passa per le grotte del Cagliaron, un'altra tratta che, seguendo praticamente il cammino, il sentiero dell'UNESCO, va verso Valdobbiadene, Vidor, per poi tornare appunto alla Basilica,
di Padova, e un'altra tratta che da Vittorio Veneto va verso Cordignano, va verso Conegliano e a sud sempre per ricongiungersi e raggiungere Padova. Quindi puntiamo molto su questo turismo lento, che poi ha anche aspetti devozionali nel caso del Cammino di Sant'Antonio, o sportivi o semplicemente così di convivialità cittadina, con questo primo che andiamo a inaugurare oggi. Quindi io ringrazio un po' tutti gli attori che ci hanno portato alla giornata di oggi, e adesso lascio a loro la descrizione più tecnica delle cose. Vabbè. Intanto buongiorno a tutti, a nome della Scuola di Maratona volevo innanzitutto ringraziare i presenti, e prima di passare la parola sulla parte tecnica del progetto volevo solo di nuovo ringraziare l'amministrazione per la fiducia che ci ha dato, perché per noi questo è il nostro parco giochi. Condividere questo parco giochi con tutti ci rende orgogliosi, quindi ringrazio primis tutti i volontari della Scuola di Maratona, perché senza di loro non riusciremo veramente a fare nulla. Quindi grazie, perché sul volontariato penso sia la colonna portante di tutte le associazioni che ci permettono di fare bella Vittorio Veneto. Quindi bravi veramente, perché dedicate il vostro tempo per qualcosa che dopo rimarrà anche con gli anni. Quindi adesso passo la parola a Massimo, che ci illustrerà le nostre attività, e dopo in particolare questa di naturalmente Vittorio Veneto. Grazie. Allora, io rappresento in questa veste il braccio operativo di Scuola di Maratona. E Scuola di Maratona dal 2005 a Vittorio svolge attività di promozione sportiva, la corsa in primis, ma tutte le attività sportive. E promuove, diciamo, anche il mantenimento e la fruizione dei sentieri. Noi abbiamo sempre avuto questa vocazione, abbiamo iniziato già dal 2012 grazie ad alcuni nostri associati che si sono prodigati. Abbiamo realizzato due pubblicazioni, 2 libri che descrivono in maniera precisa e puntuale tutta una serie di percorsi. I libri li doniamo simbolicamente al sindaco oggi, e quindi questa è la nostra vocazione da sempre. Quando l'amministrazione comunale ci ha proposto quest'idea, chiaramente abbiamo cavalcato subito l'onda, perché praticamente è una delle cose che avevamo nel cassetto da alcuni anni, e quindi siamo stati ben lieti di poter partecipare a questa iniziativa. Il progetto a grandi linee è questo. L'idea è di creare dei percorsi nei dintorni di Vittorio Veneto che possono essere fruibili da tutti, anche da persone vittoriesi e non, senza grandi preparazioni, nel senso ci saranno 2 punti principali, uno in piazza Sant'Andrea, che è quella dalla quale partiremo oggi con il primo percorso, e una seconda in piazza Duomo, dove ci sarà un cartello esplicativo dove verranno indicati chiaramente i percorsi che si possono iniziare da quei punti. E tutti i percorsi sono individuati con dei numeri progressivi, V1, V2, eccetera, saranno tabellati puntualmente in ogni singolo incrocio, e quindi anche la persona che arriva senza nessuna preparazione può partire seguendo la tabellazione, percorrere questo giro. Ci saranno già delle indicazioni sia nel tabellone principale e poi anche nel sito che vi spiegheremo, su distanze, possibilità di trovare servizi lungo il percorso, particolarità, luoghi di interesse, quindi sarà spiegato in maniera molto puntuale. Alcuni sentieri sono già stati chiaramente individuati. Allora, il sentiero V1, che è quello che proponiamo oggi, è il primo sentiero che va da Piazza di Sant'Andrea verso il santuario di Sant'Augusta, poi arriva fino in fondo a Maren e poi rientra per Vittorio Nord e ritorna qui in piazza. Questo è stato tabellato definitivamente questa settimana e quindi è perfettamente fruibile. Il secondo percorso V2, che è quello che invece partendo sempre da Piazza Sant'Andrea fa il giro della costa
delle due coste, quella di Fregona e scende per la Madonna della Salute, che è quello che poi è in carico come manutenzione alla parrocchia, e verrà tabellato nei prossimi giorni. Abbiamo già pronte le tabelle, quindi nel giro di una settimana, 10 giorni sarà fruibile anche il secondo sentiero. Ci sono poi altri 2 sentieri che si collegano a questi primi, nel senso, una volta arrivati a Maren con il sentiero V1 abbiamo individuato un percorso che, percorrendo tutta la Valle Appisina, arriva fino al Lago Morto. Ci sarà poi il giro anche del Lago Morto, che avrà una sua indicazione particolare, perché è un giro molto bello e interessante, che si chiamerà V4, e poi si rientra, una volta fatto il giro del Lago Morto, lungo la strada dei Pali verso la parte alta di Vittorio, poi si scende da Forcal e si rientra a Vittorio. Questo giro completo è abbastanza impegnativo, ci sono circa 24 km e è già stato comunque individuato, e saranno i prossimi 2 sentieri che verranno tabellati a brevissimo sostanzialmente. Finita questa prima parte ci sposteremo dall'altro lato di Vittorio, e l'idea è di tabellare definitivamente tutti i colli che ci sono nell'altro lato, quindi i 5 colli di Vittorio Veneto, quindi il San Paolo, il Monte Altare, la Bigontina, il Monte Piai e il Monte Baldo. E l'idea è di fare un percorso che sia completo per chi ha voglia e gambe per farlo tutto, sono più di 20 km, però c'è la possibilità in 2 punti di rientrare a Vittorio Veneto, quindi per creare anche dei percorsi molto più semplici e più brevi, in maniera che anche chi non è ferratissimo possa usufruire del territorio. E questa è la parte, diciamo, fisica, cioè tabellazioni, e quindi chi non è esperto di web o di parte informatica può comunque usufruire tranquillamente, senza nessun altro bisogno, di questi sentieri. Per chi invece è un po' più ferrato, verrà creato, anzi è già creato, è stato messo in linea ieri sera, giusto? Un sito dedicato, che è un sito dedicato ai sentieri di Vittorio Veneto, ma collegato al sito già esistente del turismo di Vittorio Veneto. È una branca, diciamo, del sito del turismo. Si occuperà solo di sentieri, di sentieristica. Collegato a questo c'è già anche la pagina Facebook e Instagram, perché i più giovani sono un po' più smaliziati sui social, e quindi sono dei contatti che arrivano molto più velocemente a un grosso pubblico. Questi sono già operativi, non sono completi, nel senso c'è la descrizione solo del sentiero V1 in questo momento, e ci sono però già le tracce dei primi 4 sentieri che sono già fruibili. Per accedere a questo sito troverete quel QR code in qualsiasi tabellazione, dalle più piccole che ci sono sui sentieri fino a quelle principali, troverete sempre quel QR code che vi rimanda sempre a questo sito. Quindi in qualsiasi punto voi incrociate un qualsiasi sentiero, andate a scannerizzare quello lì e vi portiamo direttamente all'interno delle informazioni che ci sono nel sito. Faccio dire 2 parole a Natascia, che poi ha seguito in prima persona la realizzazione di questo, vi spiegherà un po' come funziona. Grazie e buongiorno. Sostanzialmente il progetto ha anche un supporto online e è legato alla realizzazione appunto del sito web di cui parlava Max. Il sito web ha al suo interno la descrizione puntuale dei sentieri. In questo momento, come dicevamo, sono 4. È completa la descrizione del primo sentiero con tutte le indicazioni che abbiamo deciso di dare in funzione delle domande che sono nate da chi fruisce dei sentieri in modo diverso. Quindi non solo chi lo fa perché ci corre in quei sentieri e li conosce bene, ma per chi volesse farli a piedi, in bicicletta, a cavallo, con bambini. La descrizione del sentiero ha una parte puramente descrittiva che vi descrive quello che vedete man mano che vi muovete lungo i chilometri che vanno dai 5 dei percorsi più corti ai 25 di cui parlava Max prima. Un supporto fotografico, quindi tutte le parti descritte hanno in generale una foto che vi racconta il posto, e delle indicazioni più tecniche sono legate alla tipologia di fondo, alla tipologia anche di abbigliamento eventualmente consigliato, alla distanza, all'altitudine, in modo che chiunque entri all'interno di quel sito può in un primo momento capire qual è il sentiero più adatto. C'è poi tutta una parte legata invece alla fruizione di mappe
che è collegata a quel QR code di cui parlava prima Massimo. Chi di voi oggi si reca in piazza Sant'Andrea, fotografando il QR code, accederà direttamente al sito e alla mappa di quel percorso del V1, e all'interno di quel percorso potrà scegliere o di scaricare per i più sportivi una mappa GPX piuttosto che KML, o di seguire direttamente quel percorso attraverso il sito online, entrando all'interno di una mappa di Google Maps che è stata arricchita con tutta una serie di informazioni sugli servizi e banalmente anche semplicemente dove posso trovare un punto acqua piuttosto che dei giochi per bambini. Quindi mi muovo sulla mappa e li trovo segnalati con delle icone che saranno arancioni e verdi, che sono i colori del logo. Quindi in arancione troverete l'indicazione dei servizi che andranno poi arricchiti con tutti quelli che saranno servizi ulteriori come servizi ristorativi piuttosto che di noleggio bike. Nel tempo capiremo anche noi quali sono quelli che diventano importanti per chi fruisce del territorio, e delle icone invece verdi che parlano delle attrazioni e quindi di ciò che ha rilevanza dal punto di vista storico, naturalistico, paesaggistico, che hanno una prima descrizione all'interno della mappa. Cliccandoci arrivate direttamente all'interno delle pagine del sito che vi raccontano un po' meglio di cosa si parla quando si parla di Piazza Flaminio piuttosto che di Sant'Augusta. All'interno del sito troverete anche questa parte, quindi abbiamo una parte dedicata ai sentieri che è appunto di accompagnamento e una parte dedicata alle attrazioni di Vittorio Veneto, intese in senso generale, che si arricchiranno man mano che arricchiremo i percorsi di contenuti. E penso che per la descrizione della parte web posso anche fermarmi qua, si tratta solo di provare adesso fisicamente ad entrarci. La parte invece di social media è finalizzata alla promozione del progetto verso l'esterno e avrà contenuti completamente diversi che più che informativi saranno narrativi e legati alla parte visual, soprattutto per quanto riguarda Instagram. Posso dire che per la descrizione web è così. Passo a Max. Sì, adesso non mi resta che invitarvi tutti a fare una prova fisica, nel senso ci potremo spostare, la strada è chiusa, verso la piazza di Sant'Andrea, e in autonomia, se volete fare il giro, vediamo di capire anche se abbiamo fatto un buon lavoro, e quindi se lo trovate facilmente e riuscite a farlo con facilità, vuol dire che abbiamo raggiunto il nostro scopo. Vice Sindaco Posocco, una grande giornata oggi per Vittorio Veneto, tanto lavoro che trova coronamento e compimento. Sì, è una grande giornata, una bellissima giornata, non solo dal punto di vista meteorologico. Finalmente siamo partiti con questo progetto che è naturalmente Vittorio Veneto, che mira a mettere in rete tutto il patrimonio sentieristico che abbiamo a Vittorio Veneto, però facendo conoscere tutta la storia di Vittorio Veneto, l'arte, la cultura, le tradizioni di questa magnifica città. Io devo ringraziare in primis oggi Scuola di Maratona, che si è fatta carico del lavoro iniziale sia del primo percorso che abbiamo inaugurato oggi, che è il V1, da Sant'Andrea fino al ritorno a Serravalle, ma soprattutto nella creazione del sito dedicato e delle pagine Facebook e Instagram. Quindi li ringrazio veramente, perché grazie alle associazioni la città veramente cresce continuamente. Abbiamo sentito un programma elaborato, un programma che non si conclude oggi, ma che avrà un suo svolgimento nel futuro. Che tipo di risposta vi aspettate da parte sia degli atleti ma anche dei semplici appassionati o, perché no, proprio dai vittoriesi? Al di là degli atleti che questi percorsi li conoscono, io mi aspetto una grossa risposta sì dai vittoriesi, ma soprattutto dai cittadini non vittoriesi. Quindi mi aspetto che tante persone nel momento in cui verranno a conoscenza di questo progetto vengano a Vittorio Veneto a frequentare le nostre magnifiche colline e a visitare poi la città,
sia da un punto di vista culturale, storico, ma anche da un punto di vista enogastronomico, perché anche da questo punto di vista la città ha tanto da offrire. Ci sono sfide importanti, la prossima settimana, grazie al lavoro della parrocchia di Costa, Don Favret si tabellerà le creste famose. Poi la grande sfida che abbiamo è San Paolo e il Monte Altare con la storia poi che c'è dietro al Monte Altare. Una giornata, quella di oggi, che vede Serravalle chiusa al traffico, tante iniziative sportive, è un ulteriore segnale di ripartenza. È un ulteriore segnale di ripartenza. Oggi sperimentiamo un po' la chiusura di Serravalle, che sarà un qualcosa che andremo poi a riprendere successivamente, probabilmente dal prossimo anno, quando i lavori alle gallerie in autostrada della 27 verranno ultimati. Vediamo come andrà, ci sono una serie di iniziative sportive, sì, poi però nel pomeriggio ci sono una serie di iniziative per i più piccoli e per le famiglie. Vediamo come risponderanno i vittoriesi. L'invito quindi ai nostri telespettatori qual è? Di muoversi, uscire, frequentare la città, frequentare il territorio, che è un territorio che noi diamo per scontato, ma che molti ci invidiano perché è veramente un magnifico territorio.